Please, Robert Svogar for the victory ceremony. Thank you. Giacchetti, Nalesso, Lucatello per le premiazioni. Anche Alberto Maria Barbera subito al podio per le premiazioni che saranno al termine della prossima finale. Grazie. E intanto ci gustiamo Elena Gemo, specialista del dorso veloce 50 e 100, campionessa e primatista italiana, numerosi titoli vinti dalla portacolori dell'Aniene, atleta veneta però. Qua 29,84 per il passaggio a metà gara davanti alla Fazzini, 30,52. Fazzini nei 50 è stata bronzo agli ultimi campionati italiani assoluti. Poi Costanza Saletti, medagliata ai giovanili, vira in terza posizione in 30,80. Primato della manifestazione di Federica Pellegrini, 1:00,07, il record italiano della Gemo 57,35. Elena Gemo si accontenta della vittoria, per lei 1:01,18 davanti a Sara Fazzini, 1:03,10. Elisa Simeonato c'è per la terza posizione, 1:03,71. Poi Saletti, Gobetto, Ferraioli a chiudere, e dunque gli applausi alla campionessa e primatista italiana in carica Elena Gemo.